Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. E ancora emergenza, sicurezza a Catania, restano sacche di illegalità nonostante i controlli interforze. Residenti e commercianti esasperati per la movida selvaggia. Violenza e atti vandalici a Palermo, una feroce rissa, una scuola danneggiata e un raid nella casa museo di Padre Pino Puglisi segnano ancora una volta il fine settimana. Il ring per riscattarsi. A Sicilia 24 la storia della gelese Giuliana Germano che ha lottato contro la violenza di un amore tossico e conquistato il titolo europeo di kickboxing. Campobello di Mazara, la rinascita passa dal teatro, dopo 35 anni riapre il sipario dell'Olimpia con una rassegna diretta dal cantautore Mario Incudine, già autore di una campagna antimafia. Uno sportello in aiuto delle famiglie con figli colpiti dalla sindrome di Down, nato a Catania, il punto di riferimento per andare oltre disabilità e pregiudizio. Calcio, il Catania ritrova la vittoria al Massimino, sconfitto il Taranto per 1-0. I rossazzurri si preparano a tornare in campo mercoledì in casa del fanalino di Coda Monterosi. In Serie B il Palermo ospita questa sera lo Spezia, Corini conferma il tridente titolare. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale. La movida a Catania. Possiamo dire che è ancora emergenza sicurezza nonostante i recenti controlli interforze. Restano comunque delle sacche di illegalità. Scooter che scorazzano tra i turisti in piazza Teatro Massimo, al Castello Ursino, residenti e commercianti esasperati. Ci racconta tutto questo Tonino De Mana. Non li ferma nessuno, neanche i controlli delle forze dell'ordine che, a giudicare dai video, non sembrano mettere un freno alla movida violenta. Le immagini che vi mostriamo nel perimetro del Castello Ursino in piazza Teatro Massimo a Catania certificano che qualcosa non va dal punto di vista della sicurezza, della prevenzione e della repressione. Ed è scivolato via un altro fine settimana dove non sono mancati i controlli di carabinieri e polizia e dove non sono mancati episodi di violenza con giovinastri e teppisti in preda ai fumi dell'alcol che hanno preso d'assalto il centro storico di Catania. Mi tocca vedere situazioni di degrado assoluto e mancanza completa di sicurezza di forze dell'ordine, delle polizie. Vediamo scorazzare ragazzini e ragazzi con le moto e con le minimoto che disturbano e spaventano i turisti e sono costretti a scappare. Eppure sulle nostre teste noi vediamo che ci sono almeno 2 o 3 telecamere, ma servono realmente? Ma sinceramente credo proprio di no, perché riescono i ragazzi a nascondere le targhe. Dal Castello Ursino a piazza Teatro Massimo, zone in parte sorvegliate ed in parte no. Siamo in via del Mutilato e questo è l'unico dissuasore con una catena dei blocchi in cemento che impedisce l'accesso in piazza Teatro Massimo. Impedisce tra virgolette perché ai lati i motorini possono entrare tranquillamente e soprattutto non ci sono telecamere. Libero accesso, così gli scooter arrivano direttamente in piazza e rimangono tra sgommate, clacson e slalom tra i passanti. Una situazione insostenibile per i residenti che da anni chiedono interventi risolutivi. Il sabato sera rimane un momento di alta tensione perché anche nelle zone a traffico limitato e chiuso continuano a venire da varchi non completati motorini, moto con aria molto spavalda e provocatoria che vanno a rioccupare questi spazi. Queste bande non mollano facilmente e continuano ad avere dei punti di riferimento in locali che in parte avevano chiuso e stanno riaprendo, che vendono alcolici fino a tarda ora anche a minorenni. A terra, cocci di bottiglie in bella mostra nei pressi della fontana e con vista teatro, per una rappresentazione mortificante. Adesso ci spostiamo sulla Sicilia occidentale. Palermo nel weekend si conferma purtroppo ancora una volta capitale della violenza. Una feroce rissa nei pressi del tribunale, una scuola danneggiata, un raid nella casa museo di Don Padre Pino Puglisi. Sentiamo Marco Gullà.
Ancora un weekend da bollino rosso sul fronte violenza a Palermo, una rissa, una scuola danneggiata e per l'ennesima volta un nuovo raid nella casa di padre Pino Puglisi, un bottino ancora più che preoccupante. Queste sono le immagini della violentissima rissa in zona tribunale. In un video diventato virale in pochissimo tempo si vedono due ragazzi che se le danno di santa ragione, con moltissimi ragazzi attorno a loro che cercano di sedare la lite senza riuscirci. Non si conoscono i motivi della rissa, molto probabilmente per futili motivi, e nemmeno se qualcuno dei due ragazzi, che ad un certo punto si vede nel filmato lottare anche per terra, sia rimasto ferito o meno. Queste sono invece le immagini che riguardano la scuola Madre Teresa di Calcutta nella zona della stazione centrale. La scuola elementare e media si è svegliata stamattina con i segni evidenti dell'assalto. Ladri e vandali sono penetrati nell'istituto, presumibilmente nelle ore notturne, e hanno vandalizzato alcune aule, furti e danneggiamenti. E poi, ancora una volta, presa di mira la casa di padre Pino Puglisi. Ennesimo danneggiamento a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi. Ignoti hanno vandalizzato una fotografia che ritrae la venuta del Papa nel 2018, nel 25° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Abbiamo provveduto naturalmente, come sempre, a sostituirla, a sistemarla, ma facciamo sempre appello alle istituzioni, soprattutto al Consiglio Comunale, che il 15 settembre di quest'anno si è riunito proprio in quel luogo sacro di martirio e dove avevano promesso che dovevano implementare con altre 2 telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Roberto Lagalla, presa la notizia del nuovo raid, ha annunciato che davanti alla casa museo di padre Puglisi saranno fissate delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri della compagnia di bagheria nel Palermitano hanno arrestato 4 persone accusate di incendio aggravato e tentata estorsione. Un'azienda tra febbraio scorso e aprile è stata infatti vittima di incendi dolosi che hanno danneggiato mezzi e la struttura. Secondo le indagini, a mettere a segno le intimidazioni sarebbero stati proprio i 4 arrestati, di cui uno peraltro imparentato con il titolare. E restiamo sempre a Palermo. I finanzieri hanno denunciato 74 persone sospettate di avere percepito illecitamente il reddito di cittadinanza, tra loro anche soggetti con condanne definitive i cui parenti avevano falsificato la domanda per ottenere il reddito. E adesso voltiamo pagina, parliamo dei medici, i medici siciliani in fuga dall'Italia, è un po' un trend nazionale, mentre appunto in Sicilia lasciano il sistema pubblico a vantaggio di quello privato. Carenze di personale davvero croniche e difficoltà a coprire i servizi. Questa desolante mappa della sanità siciliana ce la rende il servizio di Manlio Viola. Niente ortopedici al CTO, il centro traumatologico dell'ospedale Villa Sofia Cervello. Il pronto soccorso per politraumatizzati di Palermo tornerà ad accogliere i pazienti soltanto giovedì prossimo, dopo un intervento d'emergenza dell'assessorato alla sanità. È un caso simbolo, ma certamente non l'unico per spiegare la grave crisi di professionisti che vive la sanità siciliana. A rischio c'è il reparto pediatria di Lentini nel Siracusano. Sempre nel Siracusano non c'è servizio STEN, ovvero trasporto d'emergenza neonatale ad Avola. Manca invece il medico che permetta di mantenere il servizio 118 a Sortino. Medici ce ne sono pochi e quelli che ci sono fuggono verso contratti migliori all'estero o nella sanità privata. Secondo i risultati di un'indagine dell'Istituto Piepoli per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, più di 1 su 3 dichiara di non avere a disposizione tutto il tempo di cui avrebbe bisogno per occuparsi dei pazienti. Questa condizione di difficoltà spinge molti medici italiani, circa 4 su 10, a valutare l'opportunità di andare all'estero a svolgere la professione medica. In Sicilia invece sono tanti, veramente tanti, quelli che lasciano la professione pubblica per accogliere le offerte che vengono dai privati. Per coprire le esigenze di assistenza nel triennio 2024-2026 mancheranno 2.700 medici. In tutto questo arrivano i dati del rapporto Agenas sulla qualità della sanità siciliana. Per quanto riguarda l'area della chirurgia oncologica, in Sicilia le strutture con livello di qualità bassa o molto bassa raggiungono addirittura il 53%. Quelle che presentano un livello di conformità alto o molto alto rispetto allo standard sono per il 78% nel privato. Dati che mostrano tante ombre quante luci, ma soprattutto una situazione che rischia di peggiorare. Sono Catania e Palermo il fanalino di coda nella classifica dei comuni italiani per difesa dell'ambiente, questo secondo il rapporto di Legambiente che valuta i dati di qualità di aria, acque, rifiuti, mobilità, pulizia ed energia. Catania e Palermo sono entrambe in posizione 105 su
105, con Caltanissetta poco più su al 103° posto. Nel Partito Democratico si anima il dibattito dopo le dichiarazioni pro ponte del deputato regionale Antonello Cracolici. Così si corregge e dichiara: un'opera da sola sarebbe una cattedrale nel deserto. Luca Ciliberti. Il ponte non è una bandiera ideologica, l'ho definito una strada e le strade non sono di destra o di sinistra, si valutano se servono e come si fanno. Una posizione animata dal buonsenso, secondo il diretto interessato, una posizione che invece non è piaciuta ai dirigenti del suo partito, che lo hanno bollato come dichiarazione a titolo personale. Il deputato regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione regionale antimafia apre al ponte sullo Stretto. Non ne fa una questione ideologica ma di opportunità e lo ribadisce nonostante giorni di dibattito e polemiche. La polemica ha suscitato la mia dichiarazione, paradossalmente era contro il ponte, nel senso che io ho evidenziato che il governo nazionale nel promuovere questa bandiera ideologica non ci ha messo un euro e l'ha finanziato ad oggi solo con i fondi della regione siciliana. Se noi non facciamo le strade, i porti, gli aeroporti, cioè la modernizzazione e addirittura in alcuni casi la creazione di nodi infrastrutturali moderni, puoi fare tutti i ponti che vuoi, sono cattedrali nel deserto. La posizione dei Dem era stata espressa chiaramente invece dal segretario regionale Anthony Barbagallo proprio a Messina durante la festa dell'unità. Il Partito Democratico ha espresso la sua linea, che è quella della nostra segretaria nazionale, che io ho più volte ho espresso nei miei interventi in aula, anche in sede di dichiarazione di voto sul no contrario fermo del Partito Democratico al decreto legge sul ponte. Il no, secondo Barbagallo, è motivato dall'impatto ambientale della grande infrastruttura, dalle coperture finanziarie che penalizzerebbero le altre opere siciliane, fino agli emolumenti per il consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina. Il ring per rinascere. Vi raccontiamo una storia che arriva da Gela. Giuliana Germano ha infatti lottato contro la violenza di un amore tossico e ha conquistato il titolo europeo di kickboxing. La sua è una doppia vittoria e ci dice: il mio riscatto dopo le violenze. Il servizio è di Giusy Lazzara. Ha sofferto ma si è rialzata. Luciana Germano di Gela si è lasciata dietro le violenze di un amore tossico. Voleva diventare una modella, ma poi la sua vita è cambiata. Il ring è diventato la sua nuova casa. Tante ore di allenamento e la voglia di farcela. Così, a 27 anni, ha conquistato il titolo europeo di kickboxing. Stavo male perché avevo subito delle violenze fisiche. Quindi ho trovato nello sport il modo di sfogare e di riprendermi, perché questa è una sfida, ogni giorno una sfida contro me stessa. Luciana sa quanto si soffre per il dolore. La sua storia ha spinto altre donne a denunciare. Quando inizi a subire queste violenze inizialmente dici è colpa mia, magari ormai me la sono scelta, ormai non ne posso uscire, quando invece bisogna prendere consapevolezza di questo, che si può uscire benissimo e che non è colpa nostra. Imparare ad accettare le sconfitte. Lo sport è anche questo per Luciana, che ha aperto una palestra a Mazzarino e accoglie tanti giovani. Aiuto i bambini anche tramite i corsi che si svolgono qui nella mia palestra, aiutando insomma i bambini, sia i bambini timidi a far uscire il carattere, sia quelli più diciamo i bulletti a farli calmare con l'aiuto delle regole che impongo, il rispetto delle regole, della disciplina e il rispetto per il prossimo. Altre tappe di una vita di sfide per questa giovane donna rinata. Adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. Riapre dopo ben 35 anni il Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, la cittadina di Matteo Messina Denaro, dove per l'appunto il boss deceduto aveva vissuto per alcuni anni. Ecco, Campobello prova ad uscire dall'oscurantismo partendo dalla cultura per un rilancio di tutto il territorio. Direttore artistico di questo cartellone molto interessante è Mario Incudine, che già era stato autore di una forte campagna antimafia. Eva Spampinato.
Campobello di Mazara, città sicura di Matteo Messina Denaro, sinonimo di latitanza, complicità, oscurantismo. Nell'immaginario di tutto il mondo il paese è coperto da un alone grigio di omertà che oggi prova ad essere squarciato dalla luce forte della cultura. Campobello riparte da qua, dal Cine Teatro Olimpia, riaperto dopo 35 anni di silenzio e polvere, perché la mafia si combatte anche così, con la cultura, per rilanciare tutto il territorio. Parola di Mario Incudine, il noto cantautore già protagonista di un'accesa campagna contro i gadget a tema mafioso, nuovo direttore artistico dell'Olimpia. Noi vogliamo che il teatro sia veramente la cosa più importante per lottare la mafia, per combattere la mafia. Noi vogliamo che il teatro possa sensibilizzare una coscienza collettiva, creare massa critica e soprattutto sconfiggere la mafia grazie alla cultura. David Coco apre il cartellone con La grande menzogna di Claudio Fava. Dal musicista Sergio Cammariere a David Coco, passando per il mattatore Roberto Ciufoli e Giobbe Covatta, un cartellone di 8 spettacoli con artisti di rilevanza nazionale e internazionale che daranno una nuova prospettiva a tutta la comunità. È da lì che noi stiamo cercando di partire per ridare nuova dignità alla nostra città, che è stata molto vilipesa e martoriata per le vicissitudini che ha dovuto attraversare a suo malgrado in questi ultimi mesi. Occhi miscati di rabbia e d'amore. Perché un teatro aperto, attivo, vivo, significa emozione, empatia, cultura e tanta riflessione anche per le nuove generazioni. Andare oltre la disabilità, oltre i pregiudizi. Nasce a Catania uno sportello con un numero di telefono per dare sostegno alle famiglie che devono affrontare i problemi legati al mondo della sindrome di Down. Adelaide Barbagallo. Signora, sua figlia sarà una bambina Down. Una diagnosi spiazzante che nella gioia di una gravidanza apre un varco fatto di angoscia, paure, stress. Che fare? Stefania Massimino ha fatto la sua scelta. Non è stata semplice, perché le domande che ci poniamo, ma che cosa sarà questa bambina, cosa riuscirà a fare, io sarò in grado di aiutarla, e poi l'esterno, la società, e quando io non ci sarò, quali saranno le sue capacità, la sua autonomia. Quindi entri in una sorta di circolo vizioso. E devo dire anche in una sorta di solitudine, dove trovare delle risposte non è semplice. È nata un'associazione per dare supporto alle famiglie che devono affrontare tutte le problematiche legate al mondo dei Down. Le cose da fare sono tantissime, la strada è tutta in salita. E adesso c'è anche lo sportello Andare Oltre per sostenerle psicologicamente. Ok. Poi ovviamente questo motivo poi ne parlerà con le psicologhe. Andare oltre gli stereotipi, oltre i pregiudizi, perché ce n'è tanta soprattutto sulla disabilità intellettiva. Anche i ragazzi si incontrano qui. Nike ama cucire, Anna ballare, Chiara scrivere, Sofia studiare, frequenta l'università, si è iscritta in agraria. Facciamo laboratori anche montessoriani, utilizziamo anche linguaggi come la musicoterapia, come la danzaterapia. Una volta questi ragazzi si tenevano chiusi in casa, ora le famiglie e i loro figli rivendicano il diritto a stare in mezzo agli altri. Ci fermiamo ancora e poi il calcio. Il calcio in chiusura del nostro telegiornale, il Catania riprende a marciare, vittoria importante quella di ieri con la Taranto al Massimino e mercoledì si torna già in campo in casa del fanalino di coda Monterosi. Marco Carli. Se sarà la svolta lo sapremo presto, già da mercoledì a Teramo con il Monterosi e domenica prossima con l'Avellino. Ma qualcosa in casa Catania, soprattutto nel secondo tempo della vittoriosa sfida col Taranto, si è vista. A parte il modulo con la difesa a 3 è l'interpretazione che fa la differenza. Ad esempio le azioni di gioco meglio costruite partono dall'inserimento dei braccetti difensivi. A sinistra è Mazzotta a combinare con Zammarini e servire Di Carmine. Il pallone sfila di poco al lato, ma serve a capire che qualcosa può succedere. E infatti da destra arriva la seconda incursione, questa volta vincente. Chiricò premia l'avanzata di Castellini ed è dal difensore che scaturisce il cross, poi Marsura appoggia e Di Carmine trasforma.
Abbiamo cercato di evitare magari quelle ripartenze che subivamo con l'altro modulo, ma possiamo utilizzarle tutte e due, dipende anche da che tipo di avversario vai ad affrontare. In queste partite così possiamo avere un po' più di giocatori, magari sia esterni che dentro, perché possiamo giocare con 5 giocatori quasi sulla loro linea, quindi possiamo ottenere là un po' più spesso gli avversari. Importanti anche i ritorni come quello di Rizzo che dà in là all'azione dell'1-0, non possono mancare i legni. Nel conto con la sfortuna si iscrivono anche Curado e Dubiscas che poteva realizzare il 2-0. Tanto è vero che anche i tifosi ci giocano un po'. Per l'allenatore un corno porta fortuna, ma il talismano è stato di Carmine. Le ultime 2 partite soprattutto, che quelle prime no, ero marcato da 3 come oggi il primo tempo e avendo i 2 esterni tanto larghi mi creavano pochi spazi e quindi avevo tutti gli uomini addosso. Giocando così con 2 trequartisti vicini le difese si aprono e quindi io posso ricevere più palloni giocabili in area di rigore. Il prossimo avversario per finire, il Monterosi è in coda, 2 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 9. L'ultima ad Avellino con i laziali che sono andati in vantaggio, poi gli irpini hanno rimontato vincendo la gara 2-1 nel finale con Gori. E dopo la sosta torna in campo il Palermo che questa sera al Barbera se la vedrà contro lo Spezia. Si ferma ancora Di Mariano, Corini si affiderà al tridente titolare. Ma sentiamo Marco Gullà. Il Palermo vuole calare il poker di vittorie consecutive, posticipo di lusso stasera al Barbera, rosanero che cercheranno di tornare al secondo posto, ma di fronte ci sarà uno Spezia che al di là della situazione di classifica è comunque una squadra di qualità e temibile. Ancora out Di Mariano che sembrava ormai pienamente ristabilito, l'esterno del Palermo ha riportato un nuovo infortunio che lo costringerà a stare fuori almeno 2-3 settimane. Di Mariano ha riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra, ma a Corini le alternative non mancano e oggi contro i liguri schiererà l'artiglieria pesante, tridente con Insigne, Brunori e Di Francesco. Ho visto una squadra molto concentrata sul lavoro sia nella settimana della sosta sia in questa, che ci ha avvicinato alla partita con la piena consapevolezza dell'atteggiamento che dobbiamo avere, della volontà e della determinazione che dobbiamo mettere in campo per superare un avversario forte, di qualità, come hai detto bene tu, appena retrocesso, che nelle ultime 3 partite ha vinto una partita, ne ha pareggiate 2 ed è uscito da un momento oggettivo di difficoltà che ha avuto inizio campionato. Hanno fisicità, hanno qualità tecnica, hanno trovato una quadra importante nelle ultime partite, di conseguenza sappiamo che dobbiamo e vogliamo fare una grande prestazione per poter superare lo Spezia, perché sappiamo di affrontare un avversario che ha tante qualità. Formazione praticamente fatta con Stulaz, Henderson e Segre a centrocampo, in difesa ballottaggio Lund e Aurelio, poi spazio come sempre a Matteo, Lucioni e Ceccaroni e in porta Piacelli. Ci saranno più di 25.000 spettatori, un numero che segue il trend delle ultime partite casalinghe del Palermo, fischio d'inizio alle 20:30. E calcio protagonista della nostra programmazione su Telecolor. Dopo il telegiornale il consueto appuntamento con l'anteprima Corner. In studio Angelo Gagliano dedicherà mezz'ora e lo spazio consueto alle siciliane impegnate nei vari campionati. Obiettivo invece totalmente puntato sul Catania questa sera in prima serata con Corner. E adesso, prima di chiudere, la pallavolo. Perugia vince 3-0 con la Saturnia Catania nella prima giornata del campionato di Superlega contro la corazzata Umbra, campione del mondo per club in carica e fra le favorite nella corsa al tricolore. I bianco-blu mettono però grande impegno, confermando di potersi giocare fino alla fine le chance per mantenere la categoria. Il primo parziale viene vinto dai padroni di casa con il punteggio di 25-15, il secondo termina 25-18, più combattuto il terzo set con gli etnei che mantengono viva la partita fino al 22 pari, ma poi Perugia conquista 3 punti di fila e chiude vittoriosamente l'incontro. Saturnia attesa adesso dall'importante match interno di domenica alle 21 al Pala Catania con Cisterna. Con queste immagini si chiude questo appuntamento con l'informazione di Sicilia 24, prossimo spazio dedicato al telegiornale su Telecolor alle ore 19. A tutti voi un buon pomeriggio.